Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Baesian, sale a 3 il numero degli indagati per il naufragio nelle acque di Porticello. Oltre al comandante James Catfield, sotto inchiesta anche l'ufficiale di macchina e un marinaio. Sul rischio ambientale prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera. A Melilli, l'inchiesta della magistratura sul caso della pioggia oleosa, un passo dalla raffineria dell'ISAB. Preoccupati cittadini e lavoratori, intanto la vicenda è già sul tavolo del ministro per l'ambiente. Pioggia e grandine in Sicilia, il maltempo si è abbattuto in gran parte dell'isola, in alcune zone si sono registrate forti grandinate che hanno distrutto le coltivazioni. In Sicilia sono almeno 87 i casi di abusi dei sacerdoti sui minori. Lo denuncia la rete L'Abuso. A Enna, dopo lo sciopero dei fedeli, il sindaco fa installare una panchina viola contro la pedofilia. Catania, partita la bonifica delle discariche abusive nel quartiere di San Cristoforo, dove si vedono topi più grandi dei gatti. Ma gli incivili sono subito tornati a colpire, abbandonando nuovamente l'immondizia in strada. Lavori in corso nella Valle dei Templi per allestire il palco che ospiterà i 2 concerti del Volo per promuovere Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sempre accese le polemiche sull'evento che verrà trasmesso a Natale. Ultimi giorni di calciomercato. Il Catania ha ufficializzato la cessione di Curado all'Ascoli e di Bua alla Carrarese e l'ingaggio del laterale destro Alessandro Raimu. Ancora ben trovati, lo avete sentito in primo piano, c'è sempre il naufragio del Baesian a Porticello, indagati anche l'ufficiale di macchina e il marinaio in plancia, oltre naturalmente al comandante Catfield. Sul rischio ambientale invece prosegue il monitoraggio della Guardia Costiera per eventuali dispersioni di carburante. Marco Gullà. Sono diventati 3 gli indagati per il naufragio del veliero Baesian a Porticello. Oltre al comandante James Catfield, un avviso di garanzia è stato inviato all'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton, inglese di 56 anni, e al marinaio, anche lui inglese, 22enne, Matthew Griffith, che era di guardia la notte del disastro. Proprio quest'ultimo, assieme ad altri membri dell'equipaggio, ha lasciato l'hotel Domina Zagarella per partire alla volta della Francia. Il comandante, invece, assieme alla moglie, probabilmente lascerà la Sicilia nelle prossime ore per tornare in Spagna, a Maiorca. Intanto nelle acque di Porticello prosegue il lavoro della Guardia Costiera per rilevare eventuali tracce di inquinamento nello specchio di mare dove è affondato il Baesian. Sta operando in zona anche un mezzo disinquinante privato in grado di intervenire immediatamente nel caso si rilevasse la presenza di idrocarburi. Sono emersi segnali molto positivi in quanto non abbiamo rilevato alcun tipo di sversamento. Stiamo svolgendo delle attività che sono differenti in quanto operiamo sia con gli operatori, quindi con un operatore subacqueo che fisicamente si immerge e lungo tutta la colonna d'acqua preleva fisicamente dei campioni, ma anche con il ROV, quindi un robot comandato tramite cavo dalla superficie che è in grado di fornirci delle immagini in tempo reale del livello di inquinamento, ovviamente da un punto di vista meramente visivo. E adesso il caso della pioggia oleosa nella zona di Melilli. Siamo nel siracusano che è già sui tavoli del Ministro per l'Ambiente e della Commissione regionale competente. La Procura ha aperto un'inchiesta, preoccupazione tra i lavoratori dell'area industriale. Luca Ciliberti. Sindaco, la pioggia oleosa dei giorni scorsi ha messo in allarme la popolazione, tra l'altro non è un caso isolato, si è verificato anche altre volte. È stato un evento che si è verificato alle 6 del mattino, un evento che ha coinvolto le zone limitrofe alla raffineria ISAB Sud della provincia di Siracusa, che è parzialmente in territorio del comune di Melilli, parzialmente nel territorio del comune di Priolo. Ha coinvolto fortemente la nostra frazione di Città Giardino e la frazione di Siracusa Belvedere. Adesso aspettiamo di fare la conta dei danni del territorio e quindi, come in altre volte hanno avuto una grandissima sensibilità per le zone vicine, spero che anche questa volta l'ISAB SRL abbia la stessa sensibilità nel risarcire quello che veramente è stato danneggiato. Il sindaco Carta, da deputato regionale, è anche presidente della Commissione Ambiente della regione siciliana. Il malfunzionamento sembra si sia verificato nell'area cosiddetta topping per la distillazione primaria del grezzo, quello che sostanzialmente viene portato dalle navi petroliere. A causa di una probabile sovrappressione
zone si sono attivate le valvole di sicurezza, ma su questo aspetto i tecnici della raffineria sono al lavoro per avere maggiore contezza su quanto è accaduto. Fatti del genere gravi vanno discussi a Roma davanti a una commissione per capire di chi sono le responsabilità. È vero che il governo Meloni ha dimostrato un'attenzione particolare per il comparto industriale, abbiamo firmato il Salva ISAB, ma questo non significa che non dobbiamo mettere al primo posto la sicurezza dei cittadini, perché fatti del genere non devono accadere. Il dossier dunque è già sul tavolo del Ministro per l'Ambiente. Il polo petrolifero Priolo-Melilli dà occupazione a decine di migliaia di lavoratori della zona che guardano con preoccupazione all'accaduto. Abbiamo sempre sostenuto lo sviluppo del lavoro della zona industriale. Abbiamo sempre detto che la zona industriale è fondamentale per questo territorio, a patto che si alzi l'asticella sui temi che riguardano salute, sicurezza e ambiente, a tutela dei cittadini e dei lavoratori. Sul caso è già stata aperta un'inchiesta. Adesso bisognerà attendere l'esito dei campionamenti per appurare l'entità del danno. E parliamo adesso del maltempo che si è abbattuto in parte della Sicilia. In alcune zone si sono registrate forti grandinate che in alcuni casi hanno anche distrutto i raccolti. Ci dice tutto Simona Mazzone. Con pioggia battente, temporali e grandine, l'ondata di maltempo in queste ore sta colpendo parte della Sicilia. A Enna e provincia già 24 ore ininterrotte di pioggia. Nella zona sud e a Barrafranca una violenta grandinata ha sorpreso i cittadini e distrutto il raccolto di olive. Come si vede da queste immagini postate sui social dal sindaco Salvo Messina, a Pietraperzia fango e detriti hanno ricoperto alcune strade e gli automobilisti sono rimasti bloccati. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sulla strada statale Troina-Catania fango e acqua proveniente dai terreni limitrofi hanno invaso la carreggiata. Anche nel Palermitano piogge voluminose, i vigili del fuoco hanno dovuto liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. E una frana ha bloccato la strada statale Palermo-Sciacca. Nelle province di Trapani e Messina si sono registrati intensi acquazzoni e grandinate con chicchi segnalati a Montalbano e Licona, grossi come nocciole, e scatti così fanno il giro del web. Nel Ragusano, lo vedete in queste immagini, un fulmine ha colpito incendiandola una palma. Siamo a Ispica, nella zona della Madonna delle Grazie. L'episodio è stato immortalato dai presenti che hanno sentito prima un boato e poi visto fiamme e fumo in lontananza. Per fortuna solo tanto spavento, ma nessun danno a persone. Segnalazioni di maltempo anche nel Siracusano e nel Catanese, soltanto in alcuni comuni come Nicolosi, Giarre, Maletto e Bronte, mentre in città tuoni sì, ma senza pioggia, dopo lo spettacolo dell'Etna con la sua vetta imbiancata dalla grandine a causa delle temperature crollate sul vulcano, mentre a Catania si segnalano ancora 30-35 gradi con afa e umidità. Adesso torniamo a parlare dei casi di pedofilia all'interno della Chiesa. Sono centinaia i preti indagati o condannati per abusi sessuali sui minori, almeno 87 soltanto in Sicilia. Sentiamo. Abusati da preti pedofili senza scrupoli e spesso costretti al silenzio, e quando riescono ad avere giustizia sono considerati sopravvissuti. Il caso di Antonio Messina, denunciato in anteprima nei nostri TG, vittima degli abusi sessuali di Don Rucolo Enna, è solo una piccola tessera di un mosaico più ampio che svela come in Italia siano centinaia le diocesi non sicure. Un lavoro certosino redatto dalla Rete per l'abuso, diretta da Francesco Zanardi. Quando diventi sopravvissuto è perché con le problematiche che l'abuso sessuale ti ha portato riesci a ricostruire la tua vita, malgrado tutto, da dove sei fermata in qualche modo. Nel report sopravvissuti sono evidenziati con il colore rosso tutti i casi di condanna in terzo grado, rei confessi o coloro che hanno patteggiato. Con il colore giallo invece tutti i casi attualmente in attesa di giudizio e quelli di cui non si è più saputo nulla. Con il colore nero i casi di sacerdoti indagati all'estero e nascosti in Italia. In Sicilia ci sono circa 87 sopravvissuti. Va tenuto conto che questo dato è un dato prelevato dai procedimenti andati alla fine, cioè dove c'è una condanna, ecco. Quindi in realtà sono di più. Dal 2010, anno in cui è nata l'associazione, ad oggi si evidenzia il vuoto normativo nella legislazione italiana. E quando andiamo a denunciare spesso veniamo controquerelati
perché poi vengono chieste le prove, ecco, quindi l'obbligo di denuncia, l'inserimento dell'obbligo di denuncia, che è un grosso vuoto italiano, sarebbe una cosa utilissima. E poi ci sono le comunità che si ribellano solo quando la denuncia diventa condanna. Le comunità generalmente cambiano nel momento in cui affrontano una situazione come quella di Enna, e avete visto l'approccio iniziale che era classico contro la vittima, invece adesso c'è un appoggio alla vittima stessa, perché le persone dopo i casi capiscono. E il Comune di Enna, accogliendo la richiesta di Francesco Zanardi, appunto presidente di Rete L'Abuso, ha installato alla Belvedere Marconi questa panchina viola, simbolo della lotta alla violenza sui minori. È la seconda in Italia dopo Savona e la prima in Sicilia, uno strumento simbolico per promuovere la cultura del rispetto e della protezione dei più deboli, ha detto il sindaco di Enna, Di Pietro. E adesso invece andiamo a Noto, polemica tra sindaco e vescovo dopo le parole pronunciate nell'omelia da Monsignor Rumeo. Per il prelato Noto è diventata terra di conquista senza regole, per il sindaco invece la città ha conquistato credibilità internazionale. Francesco Aloi. Da un lato la curia, dall'altro il comune, da un lato il vescovo, dall'altro il sindaco, con vedute diverse. La polemica è nata dopo l'omelia di Monsignor Rumeo per la festa estiva di San Corrado, patrono della città. Per il pastore i poteri forti hanno trasformato Noto e dintorni in terra di conquista. Una città, ha detto, dove tutto è possibile, dove le politiche agrarie sono in caduta libera. Ma oltre al turismo ha toccato anche una tematica bollente se non dolente, la sanità. A Noto non conviene ammalarsi e l'accusa è rivolta alle politiche regionali che a suo dire stanno trasformando l'ospedale nell'ennesimo gigante addormentato da svendere. Il pronto soccorso qui la notte è chiuso. Parole che Monsignor Rumeo ha pronunciato davanti a tutti i fedeli, sindaco compreso. A Noto non esistono regole e la cultura, quella vera, stenta a decollare viaggiando su binari morti. Il primo cittadino, Corrado Figura, ha lasciato la chiesa e poi, naturalmente, ha detto la sua. Noto era una città fantasma, oggi ha una credibilità internazionale, ha evidenziato. Raggiunto da noi al telefono, ha aggiunto che il suo comune è diventato una delle mete turistiche più apprezzate nel mondo. Il vescovo non conosce gli ultimi 30 anni della storia di Noto, ha detto. A Messina la prossima settimana verrà interrotta l'erogazione di acqua in tutta la città. Il motivo è legato a dei lavori che dovranno essere eseguiti sulla condotta. La preoccupazione è per l'avvio dell'anno scolastico. Francesco Triolo. Messina si appresta a vivere giorni intensi sotto il profilo dell'emergenza idrica. Il 3 e 4 settembre verrà effettuato un nuovo distacco dell'erogazione di acqua in tutta la città sulla scorta degli interventi effettuati nel corso dell'ultimo anno, soprattutto nei weekend. E quanto annunciato dal sindaco Federico Basile e dalla presidente di Amam Loredana Bonasera, facendo il punto sulla crisi idrica in corso. Si interverrà di martedì per cercare di evitare disagi nel fine settimana che precede la riapertura delle scuole e servirà ad effettuare la riparazione della perdita sulla condotta dell'acquedotto Fiumefreddo all'altezza di Santa Margherita, rinviata per evitare ulteriori problemi in estate. Quindi è un distacco purtroppo, lo dico a malincuore, che dobbiamo fare. Nel momento in cui faremo il distacco faremo altri interventi di efficientamento di alcuni punti, proprio per non lasciare nulla al caso, perché non abbiamo mai lasciato nulla al caso, e quindi ci approvvinquiamo a questa 2 giorni in cui avremo meno acqua, con 14 mezzi in più in servizio rispetto al passato, con i punti fissi, con un sistema collaudato che metteremo in campo il giorno 3 e 4 settembre. Si sta valutando anche la sospensione dell'erogazione a zone delle ultime settimane. Le richieste al COC sono diminuite, sono stati sostituiti oltre 700 metri di condotta, si lavora all'attivazione di nuovi pozzi da cui si confida di avere circa 40 litri al secondo di acqua in più. La preoccupazione è soprattutto per l'inizio dell'anno scolastico, ma si stanno programmando autobotti dedicate proprio agli istituti scolastici.
E adesso a Catania siamo tornati a San Cristoforo, il quartiere delle discariche purtroppo a cielo aperto. Dopo il nostro servizio denuncia di ieri è partita la bonifica delle strade, ma gli incivili sono sempre pronti a scaricare l'immondizia in strada, dove tra l'altro si vedono topi che sono grandi quanto i gatti. Eva Spampinato. La TV al fianco dei cittadini, l'informazione di servizio alla comunità. Dopo il nostro reportage tra la spazzatura delle vie del quartiere San Cristoforo a Catania, qualcosa si è mosso. Oggi siamo tornati nelle strade delle discariche a cielo aperto, dove i topi hanno assunto le dimensioni dei gatti e gli abitanti della zona scrivono sui muri: vietato buttare rifiuti. Divieto di cui si fa beffa chi non vive qui e viene appositamente per gettare sacchetti carichi di qualunque tipo di rifiuto, dall'organico ai copertoni delle auto. L'avevano pulita ieri, oggi di nuovo così, è diventata una discarica. Qui siamo in via Principe, ieri mattina stracolma di spazzatura, ripulita nella notte e già di nuovo presa di mira dai forestieri. Soffia un leggero vento che muove nell'aria i residui di terra dell'Etna e l'olezzo della spazzatura. Sempre lo stesso vento, camminando, può far sentire l'odore forte di cavalli che proviene da stalle abusive, ma l'animale protagonista del quartiere è un altro, che cresce e si fortifica sempre di più, complice l'aria del mare a due passi e una quantità infinita di cibo a disposizione. Il garatto. Topi più grandi dei gatti che hanno costretto i felini a defilarsi. Gli unici animali che li battono sono i piccioni, come ci racconta una signora a microfoni spenti. Nel tentativo di debellarli ricoprono le strade con piattini di plastica in cui attaccano colla e formaggio. I cuccioli di topo abboccano alla preda, rimangono incollati e vengono mangiati a loro volta dai piccioni. È la legge della giungla, il più forte mangia il più debole, la stessa legge che vige in questa giungla cittadina. E adesso una storia a lieto fine per due cani maltrattati a Bagheria, due meticci di Pitbull che hanno trovato una nuova famiglia in Friuli Venezia Giulia. In particolare il maschio Eros è stato salvato da una signora che ha segnalato alle forze dell'ordine che il cane stava per essere sotterrato vivo. Entrambi hanno trovato una famiglia che si prenderà cura di loro con amore. E dopo questa bella notizia invece adesso ci trasferiamo ad Agrigento, dove sono in corso i lavori nella Valle dei Templi per allestire il palco che ospiterà i due concerti del Volo per promuovere Agrigento capitale della cultura 2025. Ma le polemiche sono sempre accese sull'evento che verrà trasmesso in TV a Natale. Davide Sardo. Eccolo il palco della discordia davanti il Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento. Sotto un caldo opprimente proseguono alacremente i lavori per l'allestimento della scena che per 2 serate, sabato e domenica prossimi, sarà teatro dei concerti de Il Volo per promuovere Agrigento capitale della cultura 2025. 2 concerti che non hanno mancato e che continuano a provocare polemiche. Il capogruppo del Partito Democratico all'Ars, l'agrigentino Michele Catanzaro, è stato invitato ma ha rinunciato in rispetto degli agrigentini. Perché spendere 1.200.000 euro per 2 concerti quando la città e la provincia sono martoriate dalla mancanza d'acqua? Scrive in una nota il parlamentare regionale che invita altri colleghi deputati a fare lo stesso. In occasione delle 2 giornate sono state sospese con non poche polemiche le entrate nella Valle dei Templi, sia per ragioni di ordine e sicurezza, sia per esigenze tecniche. E il tempio simbolo della pace e della fratellanza tra i popoli è già parzialmente inaccessibile. Il concerto del 31 agosto sarà trasmesso su Canale 5 la notte di Natale. Ecco perché il pubblico è stato invitato a indossare abiti adeguati alla virtuale notte di Natale, quando il concerto sarà in onda, e quindi almeno giacca e cravatta per gli uomini e abiti interi senza scollature per le donne. Peraltro sarà utilizzato un cannone sparaneve artificiale per rendere ancora più natalizio il paesaggio. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra poco con lo sport, con il calcio, il Catania attivo per quanto riguarda il calcio mercato, con nomi in uscita ma anche nuovi acquisti. A tra poco.
Ed eccoci con la seconda parte del nostro giornale. Sono gli ultimi giorni di calciomercato con le siciliane che devono ancora operare qualche innesto, ma soprattutto alcune cessioni per evitare di avere poi troppi giocatori in rosa. Il Catania intanto ha ufficializzato nel primo pomeriggio la cessione di Curado all'Ascoli e di Buà alla Carrarese. Sentiamo. Il calciomercato estivo è pronto a vivere le ultime ore di trattative, particolarmente attivo il Catania, dove il direttore sportivo Daniele Faggiano deve pensare prima a sfoltire la rosa. La prima ufficializzazione è stata la cessione a titolo definitivo di Marcos Curado all'Ascoli, quindi sempre oggi pomeriggio lo scambio con la Carrarese tra Buà, che va in Toscana, e Alessandro Raimo, terzino di 25 anni, che arriva in rosso-azzurro. Le altre trattative in particolare riguardano l'uscita di Cianci verso la Ternana. In entrata invece sono due i profili che Faggiano sta seguendo. Il primo sarebbe un ritorno, ovvero Alessio Curcio sul trequartista ex Foggia e Catanzaro. Ci sarebbero anche Benevento e Pescara, ma il giocatore vorrebbe tornare ad indossare il rosso-azzurro. In attacco il nome è quello di Guido Gomez, ma non è detto che qualcosa non si farà. Anche in difesa, ad esempio, c'è interesse per il difensore albanese della Samp, Ertion Gega. A Trapani è ufficiale un addio, quello di Oliver Kragle, che lascia il Granata per indossare la maglia della Fidelis Andre, ambiziosa società di Serie D. Al suo posto il presidente Valerio Antonini ha già annunciato l'ingaggio di Cristian Spini, attaccante esterno classe 2001, prelevato dal Lumezzane. A Messina invece la partenza di Domenico Franco è stata colmata dall'ingaggio di Davide Petrucci, classe 91 lo scorso anno al Brindisi, per lui un contratto annuale. In Serie B, dopo la prima vittoria in campionato, il Palermo adesso cerca di accelerare i tempi e tocca al forcing finale per Allende. Il calciatore sarebbe atteso tra oggi e domani dopo la telenovela col Celta Vigo, che sembra orientato finalmente al sì. Verso la cessione invece Saric, che potrebbe andare al Pisa. Intanto c'è un'ultima ora che riguarda il Catania, il più attivo sul mercato. In serata ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Jimenez dalla Salernitana e la cessione di Cianci alla Ternana. E adesso la Serie B con il Palermo che vince la sua prima partita in campionato allo Zini contro la Cremonese ieri sera. Rosanero vittoriosi per 1-0 grazie al gol di Insigne. Sentiamo. Arriva allo Zini e contro una candidata alla promozione diretta la prima vittoria in campionato del Palermo contro la Cremonese ieri sera nel terzo turno di Serie B. Decide il match questo gol di Insigne, una vittoria pesantissima che è oro per il morale dopo un inizio di campionato negativo. Il Palermo vince dopo una partita sofferta giocata per 60 minuti in apnea. Dionisi ha rivoluzionato la squadra lasciando Brunori, Insigne e Diachite fuori, dentro Henry, Di Mariano e Pierozzi, ma è la Cremonese a fare la partita e a giocare decisamente meglio. Rosanero spaesati e senza mordente. La squadra di Stroppa attacca e dopo alcune occasioni trova il gol con Maier, ma l'arbitro vede fallo su Ceccaroni e annulla dopo il check del VAR. Il Palermo balbetta e ci prova timidamente con Henry. Nella ripresa è sempre la Cremonese a dettare i tempi del gioco. Il Palermo non riesce a passare la metà campo, ma i grigiorossi non ne approfittano. Così gradualmente i siciliani escono la testa dal guscio. Gomez alla palla del vantaggio, ma il portiere avversario salva lo score. Entrano Brunori e Insigne, la partita cambia. Proprio da Brunori arriva il taglio per Di Francesco che entra in aria e regala una palla d'ora di Insigne che spinge in rete il primo gol in campionato dei rosanero. Palermo che difende, poi Brunori va vicinissimo al secondo gol, la parata di Fulignati. La Cremonese non molla e con Jonsen va ad un passo dal pareggio. Nel finale De Planche salva la sua porta e il risultato 3 punti d'oro. Il Palermo alza le braccia al cielo in un campo difficile e che nella passata stagione segnò l'inizio del tracollo dei siciliani. Abbiamo fatto una prestazione gagliarda. Tutti conosciamo questo campionato e il valore della Cremonese è oggettivo, l'organizzazione della Cremonese è oggettiva e siamo doppiamente contenti perché abbiamo recuperato magari quello che non avevamo preso un po' per demerito, un po' per episodi, proprio anche forse ce lo meritavamo nelle partite precedenti. E con questo servizio noi ci fermiamo, questo era l'ultimo appunto servizio di questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, a tutti voi una buona serata.